Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. In apertura il ritrovamento di un cadavere sul lungomare di Avola nel Siracusano. Si tratta di Sebastiano D'Amico, scomparso lo scorso 4 marzo. Fino a pochi giorni fa era ricoverato in ospedale, dal quale si sarebbe allontanato senza più fare ritorno. Finisce in manetta un 52enne di Riposto, in provincia di Catania, che avrebbe maltrattato la compagna dopo un litigio avvenuto in mattinata. "Ti ammazzo, faccio un femminicidio", avrebbe detto l'uomo davanti ai carabinieri. Restiamo nel catanese, dove la polizia ha sventato un furto al Dipartimento di Scienze Biologiche dell'Università di Catania. Gli agenti sono intervenuti trovando la porta spalancata e incastrando il responsabile. Ci spostiamo a Licata, in provincia di Agrigento, dove un 70enne è stato azzannato da un cane di grosse dimensioni in via Gitto. Non si tratta però di un caso isolato, infatti nei giorni scorsi altri 2 episodi si sarebbero verificati in città. In conclusione il meteo: continua a regnare il bel tempo in Sicilia. Per domani si prevede un cielo soleggiato su gran parte della regione, temperature in linea con la media stagionale. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito e buona serata.